Una bella traversata delle Prealpi, niente di più, divertimento, poi quello che viene, viene. Correre e divertirmi. Esatto, di arrivare alla fine soprattutto. Sabato 20 maggio si è svolta la sesta edizione del Grand Ride delle Prealpi Trevigiane, un ultra trail di 70 km e 4.500 metri di dislivello lungo la catena montuosa che fa da spartiacque tra le province di Belluno e Treviso. Oltre 400 gli atleti giunti da tutto il mondo, che hanno preso parte alle 3 distanze previste. Ad aggiudicarsi il podio della lunga con il tempo di 8 ore e 33 minuti, ancora una volta Ivan Geronazzo, che nella parte finale ha dato il meglio di sé, arrivando per primo al Fadalto con forte distacco su Christian Insam e Peter Kinzel. Quei due fenomeni, diciamo, mi hanno un po' tirato il collo in salita, la prima parte, infatti dopo mi abbiamo pagato, diciamo, no? E sapevo che potevo giocarmi l'ultima carta in discesa. Sì, ci siamo un po' sorpassati a vicenda nella prima parte, abbiamo fatto una grande battaglia veramente fino alla penultima salita. Dopo Ivan sui piani e sui pezzi scorrevoli andava veramente forte e ci ha staccati. Mi congratulo con lui, sono felice che ha vinto la gara di casa. Prima fra le donne Cristiana Folador, che si conferma una grande campionessa in questa disciplina di ultra trail, mentre nella staffetta si è distinta la coppia Tramet-Camilli. Nella mezza di 29 km, studiata a ridosso del Col Visentin, sono saliti sul gradino più alto del podio Francesco Baldessari e la bellunese Angela De Poi. La prima salita l'ho fatta molto forte, poi ho recuperato verso il Visentin, la seconda salita ho spinto ancora molto, ho recuperato alcune posizioni sui maschietti e dopodiché ho gestito la discesa, l'ho davvero gestita perché è davvero dura venire giù dal 9,50 e poi sono arrivata all'arrivo in scioltezza, dai. Una manifestazione perfettamente riuscita, nonostante l'acquazzone pomeridiano che non ha fermato gli atleti. Un successo per gli organizzatori del Grand Ride delle Prealpi Trevigiane, che si conferma un punto di riferimento nel panorama delle ultra trail italiane.